Di nuovo insieme per parlare di un progetto di arte contaminazione, contaminare le aziende con l'arte per favorire il loro processo di innovazione, il singolare esperimento di un progetto che vede impegnate l'università e la regione. Arte e impresa, economia e cultura, ad osservare il paesaggio veneto appaiono spesso agli antipodi, dove comincia una, finisce l'altra. Le bellezze artistiche e naturalistiche del Veneto, ad esempio, stridono non poco con le interminabili file di capannoni industriali e artigianali, magari abbandonati al degrado. Ma cosa succede se un artista entra in un'azienda? A sperimentarlo concretamente un progetto internazionale che vede capofila la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari di Venezia. Siamo partiti nella primavera del 2019 con 40 idee di intervento su 20 aziende, le abbiamo via via distillate e filtrate attraverso processi di accompagnamento, di consulenza, di formazione. Siamo arrivati a 13 idee di collaborazione, di queste siamo riusciti, grazie al finanziamento europeo e alla collaborazione con la Regione Veneto, a finanziarne 6. A Ca' Foscari c'è la convinzione che pensare artisticamente renda le imprese più competitive e innovative e non ci sono dubbi che le 6 aziende nelle quali sono entrati 6 artisti non operino in contesti artistici. Stanno nelle zone industriali, stanno in luoghi impossibili da raggiungere con i mezzi pubblici, stanno in luoghi che noi definiremmo brutti, ma molto spesso, se noi rileggiamo la storia dell'arte, all'origine di qualcosa che poi chiamiamo bello c'è una dimensione frizionale con ciò che avremmo chiamato brutto. Per secoli lo sviluppo economico di diverse città, a partire da Venezia, è andato di pari passo ad un'evoluzione artistica e culturale che forse solo oggi potrebbe apparire inconciliabile. Nella primavera del 2020 noi avremo della serie di presentazioni nelle aziende che abbiamo coinvolto, dell'esito di questi percorsi, e avremo anche un convegno internazionale a Barcellona nella quale verranno portati questi e gli altri progetti che abbiamo seguito su scala europea. Rapporti di coppia contrastati nell'appuntamento con 2 opere liriche del Novecento in scena in questi giorni al Teatro La Fenice. La lirica del Novecento mette in scena la crisi di coppia nel dittico in cartellone alla Fenice fino al 25 gennaio. L'argomento è lo stesso, ma la prospettiva proposta dalle 2 opere in scena è molto diversa. Da una parte c'è Hand of Bridge, composta alla fine degli anni 50 dall'americano Samuel Barber su libretto di Carlo Menotti, una novità assoluta per il pubblico veneziano e probabilmente l'opera più breve regolarmente eseguita su un palcoscenico lirico, appena 9 minuti, il tempo, come dice il titolo, di una mano di bridge tra un avvocato, un uomo d'affari e relative consorti, 2 coppie entrambe infelicemente sposate. Un'opera lampo nata nell'ambito di Fogli d'Album, una serie di concerti performance ideati dallo stesso Menotti dopo aver fondato il Festival dei Due Mondi di Spoleto, in cui si chiedeva una partitura compresa tra i 3 e i 15 minuti. E invece è una coppia fiabesca la protagonista dell'atto unico, Il Castello del Duca Barbablù, sola opera per il teatro del compositore ungherese Béla Bartók, la cui prima stesura del 1911 subì poi alcune modifiche fino alla versione definitiva dei primi anni '20. Ispirata dalla fiaba scritta da Charles Perrault nel XVII secolo e dal dramma dei primi del Novecento Ariane et Barbleu del belga Maurice Maeterlinck, vede in scena Barbablù, l'ultima moglie Judith e il castello, che non canta ma trema, sanguina, si illumina e si rabbuia nella rappresentazione di un dramma interiore dove si gioca il conflitto tra desiderio e impotenza, luminosa sensibilità femminile e meccanica ottusità maschile. Dalla grande lirica al grande sport, con l'impresa sportiva e umana di Caterina Croce, originaria degli Alberoni, prima donna a vincere come pilota la 100 miglia dell'Ario, la più vecchia competizione motonautica del mondo, ma ci sono nuove sfide in vista. Mai una donna aveva vinto come pilota la 100 miglia dell'Ario, la più antica e prestigiosa competizione motonautica del mondo, con un palmarès di 70 anni alle spalle. C'è riuscita lei, Caterina Croce, 47 anni, veneziana, originaria degli Alberoni, poi è andata ad abitare il porto turistico di Jesolo proprio per mantenere vivo il legame inscindibile con il mare e il suo gommone. Come pilota, in coppia con François Pinelli,
ha messo in riga tutti i colleghi, maschi compresi. Siamo arrivati alla fine di questa 100 miglia del Lario, è andata molto bene, è stato l'esordio di questo equipaggio, è stata un'esperienza eccezionale, una gara estremamente spettacolare dal punto di vista delle immagini, perché il lago è un contesto meraviglioso. Una gara vinta in 38 minuti, mantenendo una velocità media di 149 km all'ora e picchi massimi di 170 orari. Per chi corre ci sono molte difficoltà perché le boe sono strette, ci sono diversi tipi di imbarcazioni che partecipano, che hanno velocità completamente diverse e quindi diventa difficile fare le scelte in boa. Il 2020 per Caterina sarà l'anno della rincorsa a europei e mondiali, cosa che con ogni probabilità non avrebbe mai immaginato quando nel 2003 è sbocciata la sua passione per la motonautica. Da Venezia è tutto, adesso ci sono le previsioni del tempo, buona serata. Bentrovati al meteo. Migliora il tempo, ma un'irruzione di aria fredda da nord-est farà calare via via le temperature. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 19 gennaio. Sul Veneto la giornata risulterà piuttosto stabile, vedete, con ampio soleggiamento e cielo al massimo poco nuvoloso, solo con qualche nebbia e con qualche addensamento sulle aree pianeggianti. Temperature minime tra -2 e 3 gradi, valori massimi invece fino a 9 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà infatti soleggiato ovunque con cielo poco nuvoloso. Temperature minime tra 1 e 4 gradi, massime tra 8 e 9 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto la situazione, sole prevalente su tutti i settori con al massimo poche nubi a carattere sparso. Temperature minime sotto zero, massime tra 5 e 6 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci.